Tre imprenditori, un trevigiano e due foggiani, raggiunti da una misura di interdizione, altre 25 persone collegate a 28 diverse società denunciate. L'ipotesi di reato è associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti speciali dal Veneto alla Puglia. A disarticolare il sodalizio criminale la Guardia di Finanza di Treviso, al termine di una lunga indagine denominata Fake Code, proseguita per un paio d'anni. A condurla il nucleo di polizia tributaria di Treviso sotto la direzione della Procura della Repubblica di Venezia, che ha disposto inoltre il sequestro in via preventiva nelle due regioni di sedi operative, impianti, strutture e aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti che provenivano dal Veneto. Il lavoro delle Fiamme Gialle ha fatto venire alla luce un'illecita movimentazione di oltre 16.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, che avrebbe interessato anche stati esteri. Il tutto sotto il coordinamento di una ditta trevigiana che si serviva a questo scopo di 3 società oltre confine, 2 slovene e una svizzera, e di numerosi collaboratori finiti poi sotto indagine di altre province italiane. Numerosi i siti non autorizzati per il deposito e il recupero dei rifiuti individuati in Veneto e in Puglia. Ulteriori dettagli verranno forniti nel pomeriggio al comando della Guardia di Finanza di Treviso.